Sostenere le associazioni ODV, cioè le organizzazioni di volontariato che operano numerose nel territorio metropolitano con figure professionali qualificate e volontari, significa sostenere la comunità e i diritti alle cure, anche palliative, per le persone di tutte le fasce d'età colpite da gravi patologie. Affrontando il tema delle malattie oncologiche, i numeri parlano chiaro. Nel solo Veneto nel 2021 sono morte per cause oncologiche 7.430 persone di sesso maschile e 6.279 di sesso femminile, mentre tra il 2016 e il 2019 i decessi medi annui erano circa 7.700 uomini e 6.400 donne. Pur incidendo ancora il cancro con numeri enormi sulla popolazione, i progressi nella prevenzione, nelle cure e il supporto delle associazioni consentono di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, offrendo loro un prezioso supporto nell'affrontare le difficoltà quotidiane. In questo scenario, le associazioni ODV, quindi le associazioni di volontariato, rappresentano da oltre 30 anni un pilastro di solidarietà a Venezia e in terraferma, offrendo gratuitamente cure domiciliari, supporto psicologico, accompagnamento dei pazienti e orientamento assistenziale con un aiuto concreto alle pratiche quotidiane. È merito di queste associazioni, della discrezione e professionalità di chi vi si impegna come professionista e o volontario, se molti veneziani, compresi i nostri cari, sono stati aiutati ad affrontare momenti difficilissimi. I progetti lanciati e realizzati dalle associazioni sono numerosi e costanti. Per esempio, Avapo Mestre lancia come nuova sfida la realizzazione di Casa Avapo, una struttura residenziale protetta che sorgerà nell'ex convento di via San Donà a Campenedo. Il progetto della struttura prevede 5 appartamenti destinati a pazienti oncologici privi di assistenza adeguata, un alloggio per il personale e spazi comuni polifunzionali per offrire un luogo di accoglienza e dignità. Grazie alla serata benefica Art and Food Charity promossa da Andrea Carcanella sono stati raccolti i primi 50.000 euro, ma per completare il progetto servirà 1 milione di euro. Come Azione Venezia vogliamo essere chiari che non intendiamo appropriarci di un'iniziativa che non ci appartiene, né mettere il cappello su gesti di solidarietà altrui. Il nostro scopo è valorizzare e ringraziare tutte le associazioni che sono attive nella solidarietà e che rappresentano un patrimonio umano e sociale per l'intera città e che fanno e lavorano molto per integrare le cure ospedaliere e contribuiscono alla creazione di una rete che migliora la qualità della vita dei pazienti e delle famiglie. Ed è sulla parola chiave rete che vogliamo richiamare l'attenzione degli enti preposti. Solo attraverso la costituzione di tavoli che vedano la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel rendere concrete le leggi sui diritti dei malati, quindi e anche con la presenza e il contributo fondamentale delle associazioni di volontariato, che la nostra società potrà contare su una sanità ancora più attenta e vicina ai pazienti e alle loro famiglie. Con tavoli tecnici aperti ai suggerimenti di rappresentanti dei pazienti e delle loro famiglie, di medici e paramedici, dei servizi sanitari e sociali, delle associazioni di volontariato e della scuola, si potrebbe fare un passo avanti nel conciliare anche politicamente pragmatismo tecnico e sensibilità umana. Sono risapute le carenze professionali nella sanità pubblica, spesso coperte da medici gettonisti, ma ai pazienti con malattie gravi e con decorsi clinici anche infausti va assicurata assolutamente la continuità della presenza dei medici specialisti di loro riferimento, in modo particolare per i minori. Non è una sanità umana quella che fa trovare ai pazienti oncologici ogni volta un medico diverso alla visita, medico che non conosce magari la loro storia e che non è certo per sua colpa, deve leggersi sul momento la cartella clinica del paziente. Con i numeri che abbiamo davanti, migliaia di vite spezzate ogni anno a Venezia e nel Veneto, ma anche migliaia di famiglie che lottano ogni giorno, non bastano solo le cure ospedaliere. Serve rete, casa, vicinanza e umanità. Casa Avapo non è un lusso, è una risposta concreta alla solitudine, alla fatica di chi spesso senza mezzi e senza qualcuno che possa accudirlo, percorre un iter terapeutico doloroso.
È un gesto di solidarietà di cui Venezia ha bisogno oggi. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.